Ok, vediamo se riusciamo a tornare attivi. Speriamo bene però ragazzi, adesso qua che è crashato tutto, quindi siamo col Piacenza, la partita adesso non è stata rinviata, quindi siamo qua adesso, però sto pensando di cambiare un po' il modulo perché non va bene. Non va bene. Se quando volete potete scrivere in chat, però bisogna cambiare qualcosa, perché la squadra non c'è. Aspetta un attimo. Ok, ok, dovrebbe andare. Allora, ragionamos. Ok. Non so più cosa fare, vedi, però comunque di grazia è un bel problema questo. È un bel problema. Di grazia è destro, propongo il 5-5-5, anch'io. No, niente, alla fine non posso cambiare niente, non ho gli uomini per poter cambiare. Che palle però. Allora, facciamo così. Adesso dovrebbe andare comunque, penso, mi sembra non ho più messaggi. Allora, di grazia a destra. Qua non segna un cazzo di nessuno, non segna, cioè, impressionante, impressionante. Rimettiamo qua il giovanotto. Ok, perfetto. Forse ci saranno due video, non capisco perché non si è ricollegata con, con la live di prima. Ok. De Feo, lo cazziamo qua. Beh, Bernardini lo portiamo per... Ok. Ottimo ragionare ragazzi perché vedo che la squadra sta veramente andando cioè, malissimo in questo istante. Oh, Madonna, anche questo sta crollando, tutti stanno crollando, bene. Cioè, è rassicurante sta cosa molto. Mettiamo il rumeno. Cazziamo il rumeno qua. Ma perché non mi può fare? Ma scusa un attimo, ma se è mediano, perché non lo può fare, cazzo? Mamma mia, che squadra di merda che ho. Questo è proprio una merda di proporzioni bibliche. Vabbè, questo anche. Devo un attimo fare dei ragionamenti, raga, perché non ci siamo. Adesso però a me non mi dà più messaggi di lag, ragazzi. Cioè, adesso io sono a posto, sinceramente. Niente, no, non si può, non si può.
Allora, Provenzano. Ok. Ma guarda che ancora non è capace di fare sta cosa. Sì, ma questo è lento come la minchia, assolutamente no. Mettiamo De Feo qua. Ok. Qua allora, Bortolussi è destro, vabbè. Zanini è il migliore che abbiamo, ma Zanini ha un po' imparato il ruolo, vediamo. Voglio provarlo perché cioè, deve giocare, sto stronzo, il più forte di squadra che abbiamo. Come va la live, raga? De Vito, mamma mia. Abbiamo una squadra di scarponi che è veramente colossale. Mezzo. Gabbia Martinelli. Bisogna provarla così. Possesso largo, sfruttiamo. Vai, proviamo così. Benino. Non capisco però perché veramente non ho più messaggi, raga. Cioè, non so, provate ad avviare, boh. Però prima avevo messaggi, adesso non ne ho più. Che balle, oh. Raga, ho bisogno del vostro supporto perché la squadra non c'è. La squadra non c'è sta. Qua il portiere. Beh. Preghiamo, signori, preghiamo tutti insieme. Cominciamo equilibrio che è meglio. E vediamo, stavolta si gioca, non è rinviata. Però non capisco sta involuzione così. Un'involuzione preoccupante. Io adesso vedo che va bene comunque dal tablet, eh. Comunque penso che caricherò questo video sul canale e non l'altro chiaramente. Quindi così insomma. Dai ragazzi però dai. Cioè dobbiamo anche darci una svegliata perché non va bene. Non va bene. Non va per niente bene. Raga, ho bisogno del vostro supporto, però voglio sentire, cazzo, perché la squadra non c'è. Ho bisogno dello zoccolo. Gai, dov'è Gai? Dove sono tutti Agi? Dai, Favale, dai, un po' svegliamoci. Dai, Rumeno, Provenzano. Provenzano. E il Rumeno, il Prove. Questo match salvezza. Provenzano. Ma sappiamo tirare in porta. Dai, segna! Alleluia! Isufai. Primo gol. Mamma mia, oh. Ciao Gerva, dai, dai, cazzo, dai. No, ecco subito. Mamma mia. Dai, dai. Dai, cazzo, teniamo duro, teniamo duro.
Avanti così, ma teniamola però, è fondamentale questa Piacenza, è fondamentale. Non lo so chi è, Concordo Sidoti, so solo che ha segnato. Teniamola, cazzo, teniamola, a tutti i costi, costi quel che costi. Dai, dai, speriamo che questi problemi tecnici possano portare un po' di fortuna. La Pistoiese in vantaggio. Come siamo messi qua? Allora, chi sta giocando di merda? Di grazia, veramente. Mamma mia, ma chi cazzo ho preso? Ok. Lombardo è stanco, ragazzi. Porca miseria. Ma perché non può giocare? Cioè, i mediani che non... Ho un mediano che non... Due mediani che non possono giocare mediani, ma... Cioè, bello, bello, proprio, bello, bello, bello. Ci sono quelle cose che ti danno felicità. Adesso devo allenare manualmente, c'è poco da fare. Senza Lombardo sarà durissima adesso. Provenzano. Gol! Bertolussi! Bertolussi! Il Cume azzecca il cambio e vaffanculo. No, no, no! Ma dai, che schifo, subito rigore. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sì! E lo para il portiere! Silenzio! E silenzio Piacenza! E silenzio! E silenzio! Shhh. E silenzio! E silenzio, e silenzio. Standing ovation per il nostro attaccante. Entra Bernardo, che finalmente ha segnato il nostro attaccante, ragazzi, dopo 2 anni, 3 mesi, 52 millenni. E vaffancuore. Siamo in 20, grazie a chi mi sta seguendo su Twitch. E vaffanculo. Non a quelli di Twitch, ma al Piacenza. Bisogna portare la cara. Potremmo andare a più 4 sulla zona retro. Dai Bortolussi, grande cambio del Cume. Bortolussi. La para calore. Anche se è freddo in campo. Dai ragazzi, vi voglio carichi per questa Lucchese. Porcari la squadra di il giocatore di Eyman, ragazzi, porcari. Porcari, l'uomo di Eyman. O di Michelotto. Corradi. Per piacere fischia, andiamo a casa, arbitro, andiamo a casa. Barlocco, andiamo a casa. Andiamo a casa, ancora calcio d'angolo, incredibile, vergogna. Vergogna al Garilli di Piacenza. Scandaloso al Garilli. Porcari, l'uomo di Eyman. Ecco. Io ringrazio Grenzier, simpatico. E intanto vinciamo però. Alla faccia di chi mi critica, si va a vincere. Ottimo risultato. Ok, me lo godo, questo qua non so se è uno nuovo, che cazzo sia, però lo ringrazio, gli voglio un bene dell'anima. Questo è il mio idolo, è diventato il mio nuovo idolo ufficiale. Ok. Finalmente abbiamo vinto, cazzo, vaffanculo. Ricordo che era l'ultimo posto, eh. L'abbiamo preso all'ultimo posto. Ok, finisce il digiuno dopo 52 anni. Mamma mia, salviamo perché è un evento. La felicità. Adesso un più 4 importante, ragazzi. C'è il Pisa che sarà durissima. Però intanto arrivano 3 punti fondamentali per il cammino. 21, il nuovo record di Twitch, mai stato in 21. La felicità. La. Ok. Perfetto. No, 3 punti veramente importanti, veramente. Tony, l'abbiamo vinto, Tonio. Una grande vittoria a Piacenza.
Ha ripreso la gara a me, però non dà problemi, lo vedo anche sul tablet, quindi non mi dà problemi, ragazzi, non so, sinceramente. Forse dovete riavviare. E si gode, sì. Beh, ma Jovanovic, ma sei una merda. Finalizzazione, un attaccante finalizzazione 10, cioè. Sei una merda. Considera sul regolamento non rompere il cazzo. Dai, non rompere i maroni. ...22, nuovo record di Twitch. Nuovo record di Twitch. Grande Dino. Enzo e Dino Ferrari. Allora, adesso devo un attimo sistemare alcune cose, però, individuale. Allora. Questo dove potremmo allenarlo? Su tutto praticamente. Cioè. L'agilità ce l'ha. Riflessi, respinta. Mamma, uscite 7. My God. Ok. Sì, bisogna prendere il controllo perché... Allora, De Vito, che mi sta anche crollando. Vediamo. Ok, Martinelli. Sì, per fortuna è arrivata una buona vittoria. Ok. Qua possiamo migliorarli. Ma chi se ne frega delle rimesse lunghe, cioè sinceramente, non è cattiveria, ma... Ok. Gabbia. È il miglior difensore che abbiamo. Facciamo... E qua va a migliorare. Ok. Questa è una merda. Questo ma perché? Devo fare io ste robe. Favale. Mamma mia. Posizionamento difensivo. Zanini. Passaggi, tiro. Ok, Greselin. Posizionamento difensivo. Lombardo. La tecnica. Anche se ne ha, però ne deve migliorare. Qua sto stronzo deve migliorare qua. Ok. Ancora questo Luca Moro 24, madonna ragazzi, vi ringrazio. Questo lo facciamo migliorare in rapidità. Qua se magari può migliorare anche lui. Vabbè, in realtà sta già migliorando. Questo tecnica. Qua controllo di palla, passaggi, tecnica.
Migliorare anche il tiro però perché è veramente uno scandalo. Provenzano. Tiro. De Feo. Tiro. Bernardo, rapidità vecchio, rapidità perché sei lento come la merda. Bortolussi. Bortolussi, possiamo far migliorare i passaggi. Di Grazia lo stesso. Tiro. E a posto. Vai. Era il Bode, mi sento il Bode. Guarda, ho appena cominciato, vecchio. Ecco. Scusami, intanto Bode gioca su Football Manager mentre sono in live, cosa c'è di più bello? E dopo ci sentiamo. Cioè, tra un pochino. Tanto ho vinto col Piacenza, porca miseria. Comunque gli allenamenti sono fondamentali assolutamente per le squadre piccole. Cioè, non puoi minimamente lasciare niente allo staff. Zero proprio. Allora. Per marzo. Stilettato. Allora facciamo. Facciamo un allenamento tecnico. Ma tattico. E potremo fare anche uno offensivo. Allenamento tecnico. Per febbraio. Tattico, attacco. No, qua possiamo mettere tecnico. E qua equilibrato. Marzo. Equilibrato, attacco, fasce, tattico, tecnico. Vabbè. Che posta. Vecchio, io ho preso sonno oggi pomeriggio, l'ho visto tutto. Alla fine ieri ho dormito 2 ore, non riuscivo a prendere sonno. Dopo i giorni di vacanza, mamma mia. Infatti ero distrutto anch'io, siamo vecchi, Bode, siamo vecchi. Siamo dei vecchiacci. Il derby del foro, questo è il derby del Bode, allora, il derby del foro, che foriamo il Bode, lo foriamo. Ok. Guardate, è stato di forma. Non voglio rispondere. Porca puttana, oh. Te le immagino, un'altra notte, che balle. Favale ammalato. Fisioterapista, ma perché? Lo mando a casa, allora, ciao. Che non mi intossica anche gli altri, cazzo. 7, che sboccio, mamma mia. Siamo Pisa e Pro Patria, 2P. P di prostituta come il Bode. Non c'è nessuno di interessante, molto bene. Mamma mia. Ecco, dopo questo messaggio, Guy ci dimostra che è il più grande porco della history. Al gruppo Discord sono io che aggiungo le persone sul gruppo Discord, quindi bisogna sentire... stiamo prudenti.
E sono contenti, perfetto. Sfruttiamo le fasce. E più pressing, ok. Nostalgia, nostalgia canaglia. E il Bode... Bode, raccontaci la tua carriera qua a Lazio. Racconta. No, cosa? Che cazzo? Intanto Favare è morto, la morte di un uomo. La morte di Favare. Che poi abbiamo anche i giocatori in pre-ex come cara veramente. Io spero di salvarmi e me ne vado. Cioè. Con tutto il rispetto. Mamma mia. Vediamo com'è messo. Vabbè, possiamo metterlo anche qua, tanto. Ok. Qua mettiamo... Bortolussi me lo fa a sinistra il Borto? No, allora mettiamo De Feo. Una squadra abbastanza riposata. Ecco, il Bode è andato. Devi sentire non sono io che, che aggiungo, non so come si fa sinceramente a fare sta roba. Bisogna sentire Terence, ma Dino, ma tu ci sei su YouTube? Cioè, lo segui lo zoccolo sul tubo? Ok. Abbiamo vinto, proviamo a tenere questa squadra, dai. Ecco. Il Bode è andato, ragazzi, è ufficiale. La crisi bodiana. Crisi bodiana. Ok. Ragazzi, andiamo per una partita leggermente dura. Ecco. Il Bode è sempre più andato. Basta. Il Bode non ci racconta la Lazio, però. Incoraggiamoli perché sarà durissima. Mamma mia, ragazzi, il Bode è veramente andato. Crisi bodiana al Bode Stadium. Crisi bodiana. De Marcus. Andrebbe bene anche un pareggio, chiaramente. Zanini. Dai il cross in mezzo per qualcuno. Dai De Feo. Buttala in mezzo, De. Ma vaffancuore. Adesso loro fanno il contropiede, segnano. Guarda che buco, Moscardelli, dai. Gol della merda, Rossi, sì. Il Pisa è troppo forte, ragazzi. No, è crashato per problemi. Dai, tira! De Feo! Ma siamo che sfigati però, è il rumeno. Ma vaffancuore. Dino c'è, ragazzi, grande Dino. Supporto per Dino. Dai però, dai. Mamma mia. Sì, volendo sì, però se non te la partita ci mettiamo 10 anni. Stiamo giocando meglio noi come prima. Vai De Feo! De Feo, mettila in mezzo! E c'è il gol! Si è svegliato il bomber! 1-1. Si è svegliato Isufai. Non lo conosco, ragazzi, chiedo perdono. Sarebbe fondamentale, vabbè, stiamo zitti, sarebbe fondamentale pareggiare col Pisa, ma la vedo abbastanza dura. Ecco, infatti, eccola qua. Mamma mia, traversa. Dai, Fioi, dai.
Comunque dai, la partita non la stiamo giocando male. Questo comunque è importante con una squadra che sta lottando per la promozione. Cioè sono sesti, cacchius, dai. Sesta posizione. Ma il Pirlo di Lucca traversa! Traversa! Non ci voglio credere. Che schifo. Che schifo di maledetti. Maledetti, era il gol che poteva regalarci qualcosa di grande. Non ci voglio credere, traversa oscena. Beh. Chi vuole essere come... Bene, il voto è andato, ragazzi. La cosa ormai è sempre più ufficiale. Provenzano è molto stanco. Tutti ammoniti i difensori molto bene. Sono quelle cose che mi danno felicità. Ok. E mettiamo Bortolossi che ci spaccherà la partita il Borto, speriamo. Ecco, tanto il tablet è partito, tutto scarico, cazzo. Ecco, rinvio sbagliato. Allora, tanto so che la perdiamo, perché noi quando meritiamo le perdiamo sempre. Eccolo qua, gol! Evviva! Che schifo. Che culattone di merda. Non ho parole. Sì, però ragazzi, stiamo divagando troppo. E nessuno mi supporta. Vabbè, abbiamo fatto anche troppo, ragazzi. Sono anche in 10 loro. Lombardo è morto. Allora proviamo le due punte. Sono in 10 che dai, cazzo, che sfiga però. Prendere un gol così da cioccolatai proprio. Vai. Andiamo avanti ragazzi, proviamoci. Come banna il pode. Tutto per tutto. Peccato perché non ci sta per niente. No, ma dai, ma che sfiga, non è che più cambi. Grazie, lo so. Ma non ho più cambi, Dio Cristo. Sì, non posso toglierlo. Ma ho un cambio in più. Ah, c'è un cambio in più nel... Ma scusa, ma... Vabbè, va bene. Vabbè, comunque una sconfitta stra immeritata. Maledetto Pisa. Deve ancora giocare anche le altre. Non mi piace. Dai, l'ultimo istante, vabbè, tanto... Dai, mettila in mezzo, proviamoci. Tira! Ma tira! Vabbè. Peccato. Peccato, ragazzi, peccato. Molta sfortuna. Adesso vediamo le altre cosa fanno, però. 2 settimane Bernardo, bravo, Bernardo, bravo. Grande acquisto. Meno male che è parametro 0. Peccato veramente, che sfiga. Ragazzi, arrivo subito.
Vai. Sta andando bene De Feo, bravo. Vai, deve scaricare, si deve scaricare Discord il buon Bode. Ma sappiamo la Pro Patria settima, se solo lentella quarta. Mo so cazzi. Faccio lo spogliarello in cuffia. Che sfiga però, veramente. Cioè, se ce l'ho qua la sconfitta col Pisa. Ragazzi, trattatemi bene Dino, che mi incazzo. Allora, adesso devono perdere. Preghiamo, ragazzi, bisogna pregare. Bisogna pregare per tenere comunque un vantaggio accettabile. Dai, teniamo 3 punti di vantaggio. Piacenza deve ancora giocare. Possiamo arrivare massimo 14esimi. Ho paura Piacenza con l'Arezzo che è 17esimo. Ciao. Proprio ciao ciao. Infatti il Piacenza vince e torna a +3. Ecco. (11 febbraio è il mio compleanno, auguri come. Beh, questo ragazzi è veramente forte. In realtà è meglio di certi giocatori che ho in squadra. Come trasferimenti. Ok. Come va un secondo sulla Home? Cosa devo fare sulla Home? Tu cazzo, torni impazzito. Proviamo equilibrato. Ok. Posta in arrivo. Allora, posta in arrivo. Cosa devo fare? Ecco, il Bode è proprio andato, ragazzi, ormai il Bode è un uomo concluso. Il Bode è un uomo concluso. Tognini impazzito. Che cazzo devo guardare? Montella, c'è tutta sta roba per vedere sta merda. Ancora, mamma mia, ma che due coglioni. Che tristezza, ragazzi, che tristezza. Ma io sto corso quando è che lo finisco per il patentino? Boh. Gradisce le uscite teatrali.
Questo è il cume, signori. Ok. Allora. Favale, è tornato il fava? Ancora no, quanto manca? 12 giorni, ma che palle. Allora. Ok, la squadra è anche abbastanza in forma. Eh sì, purtroppo Montella è tornato, ragazzi, ma il Milan fa cagare anche sui giochi, bene. Forse l'errore che ho fatto è potevo mettere in patentino pro continentale, così magari c'era qualche chance in più di andare in altre squadre. Speriamo non sia un problema questo. Vabbè, dai, è stata carriera extreme, carriera extreme. Sarebbe importante portare a casa qualcosa. Vediamo. 3 punti di vantaggio sulla Juventus, under 23. Bravo Marcus, compralo, è molto bello. Di grazia. Rigore! Vabbè, dai. Vabbè, ma che schifo però. Mauri. Il rumeno per Tava, vai Tava, vai Tava. E c'è il gol! Grande De Feo. Grande De Feo. Grandissimo De Feo. È chiaro che manca una vita, manca anche troppo. Dai che sono gasati dal feedback. Bisogna vincerla però, Fio, bisogna vincerla. Non ci sono né santi e né madonne. Ecco. No, adesso gli dà il rosso. Ma dai, ma no, vabbè. Vabbè. Che bello, che bello. Grazie, grazie Mauri di merda. Grazie. Alla fine del primo tempo, coglione di merda. Deficiente. Rincoglionito d'uomo. Ecco, sì, sì, adesso chiaramente la perdiamo. Mamma mia il portiere cosa ha preso. Mauri del cazzo, veramente. Partita tranquillissima, arriva il coglione che viene espulso, Dio santo. Porca miseria. No, 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 non posso metterla perché lui è proprio scarso là. Bortolussi. L'ultimo cambio aspettiamo. E prego ragazzi, teniamola, teniamola. E la Juventus Under 23 vince, porca miseria, che sfiga, oh. Che sfiga. Siamo veramente sfortunati. Anche il Piacenza vince, vabbè dai, ho capito. Mettiamo...
Posso mettere nessun altro, ragazzi. Purtroppo riserve in difesa non ne ho di forti. Il Bode su Discord, grande Bode. La storia. Però vorrei vincere sta cazzo di partita. Fischia, arbitro, andiamo a casa. Andiamo a casa. Andiamo a casa. No, adesso! Mamma mia. Mamma mia. Sì, cazzo, 1-0 pesantissimo. Bravi Fioi, bravi Fioi. Anche se ha vinto la Juventus, però comunque manteniamo 3 punti di vantaggio. Non male, non male. Mauri, vaffanculo. Ok. Azione. Proprio una multa ti do, amore mio. Accetta la multa e stai anche in silenzio. La voce del Bode. Oddio, grande Bode. The Feo Show, ragazzi. The Feo Show. Adesso però c'è l'Entella che è quarto e qua prenderemo tante di quelle bombe, ragazzi. Ne prenderemo veramente tante. Tanto nessuno si interessa delle mie vittorie, no, ma bello, veramente, veramente bello. Io ringrazio lo Zoccolo che mi sta supportando veramente bene. Molto molto buoni. Personcine meravigliose. Ok, Gabbia si sta allenando molto bene. Ok. Grande Abubu. Ecco. Dopo quando... grande, grande Gero, dopo finiamo la live, vengo a dare un saluto anch'io. Conferenza stampa. Io parlo solo dei miei giocatori. Vai Dennis, proviamo l'impresa, cazzo. Vincere con l'Entella in casa sarebbe un sogno. Dopo c'è il punto ed era quelle sono le partite che dovevamo vincere noi. Il problema è che ho solo 3 punti di vantaggio, cazzo. Proviamo prudente. Ok. Adesso bisogna capire. Tanto sto cazzo di patentino spero di farlo il prima possibile. Intanto. Qualcuno sa quanto ci vuole per fare il patentino su football? Perché c'è. Piacenza pareggiato intanto. Speriamo. La Juventus Under 23 deve perdere. Cazzo, deve perdere. 52-0 deve perdere. Dai. Dammi una gioia, gioco. La meritiamo la salvezza. La Juve purtroppo ha vinto, raga. Ai ai ai. Si è svegliata adesso la Juve. Mocari, porca puttana. E mo so dolori. E mo so dolori. Porca mia. Se è pesante, se perdi siamo in zona playout. Onestamente mi andrebbe bene anche un pareggio, se proprio devo essere sincero. Raga, per un po' di supportino, magari per il Cume, dai, cazzo, pensiamo un po' anche alla stagione.
Sarà molto dura. Incoraggiamoli subito. E speriamo. Però l'Entella è una squadra forte. L'Entella è quinta, fiori. Ci vuole un miracolo, purtroppo. Ci vuole un fottutissimo miracolo. Zanini. Provenzano. No, Provenzano sbaglia completamente il passaggio. Bravo Lombardo, il Pirlo di Lucca. Gabbia. Ecco. Vai Provenzano. Provenzano lancia di grazia. Vai un bel crociere in mezzo. Il bomber di 2 gol dopo 102 anni la sbaglia. Dai, dai, incoraggiamoli, incoraggiamoli, si può fare. Mamma mia. Bel tiro qua. Noi ci crediamo, Dennis, però non ci volevano palo, non ci volevano ste vittorie della Juventus, purtroppo. Bravo Lombardo, vai di grazia. Di grazia ci invola. Niente, 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 niente. Cazzo vuole sta Juventus Under 23, porca miseria. Stiamo soffrendo adesso. Bravo De Feo. Bravo, vai prove, vai prove, vai prove. Vai prove, mettere in mezzo bene. Silenzio, di grazia, primo gol. Silenzio, 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 silenzio. Notte Tonio, ma silenzio. Notte Tonio, ma silenzio. Notte Tonio, ma silenzio. Molti errori per Zanini. Giochi in un ruolo non suo. Non voglio dire niente, ho paura di far cagate. Stiamo zitti, prove. Zanini. Manca ancora troppo. Cazzo, anche il telefonino mi sta scadendo. Mamma mia, non ho più possibilità di leggere la chat bene. Per tra poco. Molto bene. Fallo! Fallo! Disgraziato! Questo è da rosso però. Secondo cartellino. Merda umana. Schifoso, schifoso. Schifoso. Allora. Lombardo è morto, deve uscire, se no non possiamo rischiarlo. Mamma mia. E mo so cazzi, però abbiamo l'uomo in più, non possiamo fallire. Se falliamo così, giuro che me ne vado. Giuro che me ne vado. Aspetta un attimo. 72. Troppo rischioso. Mettiamo Bortolussi e invertiamoli. No, attacco. Ho troppa paura, raga. Dai, raga. Mancano ancora 20 minuti, purtroppo. Dobbiamo tenere duro. Ecco, appena detto, sono sicuro che segnano in 10. Noi in 10 non vinciamo mai. Paolucci. Paolucci, Luppi. Bravo Zanini. Provenzano. Lancia
L'innominabile. Bravo Bortolussi. Prove. Tira, provala. Zanini. Provenzano. Gol Bortolussi, bravo Borto. Grande. Non lo conosco Discord, ragazzi, non gestisco niente di Discord. Teniamola. Proprio cerchiamo di non prendere gol. Ecco. Adesso è scriptato come la merda, adesso prendo il 2-2. Adesso devo soffrire perché sto stronzo ha fatto gol, porca miseria. Ma porca puttana. Chi è che è morto di più? Mamma, sono tutti morti. Ho una squadra morta, ragazzi. I morti in campo. I morti in campo. Buttala su. Ecco. Porca puttana, se devo soffrire 10 con superiorità numerica. Vaffancuore. Greselin la sbaglia. Greselin di merda la sbaglia. Dai Bortolussi. Richiudiamola Borto. Non ci credo. Non ci voglio credere. Fischia, andiamo a casa. Palumbo. Stiamo giocando bene, Bortolussi, sembriamo veramente l'Ajax dei tempi d'oro. Yes, si va a vincere. Yes. Teniamo +3 sulla Juventus. Adesso bisogna vincere con Pontedera. E vaffancuore. Questa ci voleva proprio, ragazzi. Leggermente nevoso contro il Pontedera. E sarà duro contro il Pontedera. Saranno tutte dure, ragazzi. Comunque a livello finanziario stiamo morendo. La cosa è abbastanza ufficiale. Che sofferenza, ragazzi. Facciamo quella col Pontedera, poi si chiude. Pontedera e poi si chiude. Porca. 2 vittorie consecutive, è una bella cosa. Ricordiamoci sempre che abbiamo preso questa squadra ultimissima in classifica con 8 punti. Ciao Dino. Salutami Sauro, ciao vecchio. Ti voglio bene. Vai Dennis, vai, me lo godo Dennis. Grande Dennis, bomber di razza Dennis. Bisogna vincere col Pontedera, è fondamentale, cazzo, è fondamentale. Vai, sei vecchio nella sopracciglia, ma giovane nel nasino. Mamma mia. E dov'è Francone? Voglio vocina. Dov'è la vocina? E dopo finisco questa, ragazzi, vi vengo a salutare su Discord. Nostalgia canaglia. Incredibile, l'Udinese che si spoffia, cioè il Milan, cioè anche il Milan nei giochi fa cagare. Ma il patentino, cioè... boh. Sì, ma dinosauro, salutami Sauro, dai Dino, salutami Sauro, Contro il Pontedera non possiamo fallire, ragazzi, sarebbe fondamentale fare i 3 punti e magari uno scivolone della Juventus, del Piacenza, di tutte. Devono perdere tutte, solo il Cume deve vincere, cazzo.
Oh, beh, vabbè, se Bernardo riprende a allenarsi io sono più tranquillo, sinceramente, eh. Io sono molto più tranquillo. Leggermente nevoso al ponte della Stadium. Nostalgia, nostalgia canaglia. E il Bode è un po' bambino, un po' stronzo. Ok, Pisa Provercelli, spero una sconfitta del Pisa. Sì, godo, non mi interessa niente, godo. Godo, dopo che ho perso in maniera così ignobile, godo. Certo che senza Gabbia il prossimo anno cioè, è il migliore che abbiamo. Tuturu, banane, lamponi. Presi per la conferenza. Dai. Questo è veramente fondamentale. Ecco. Grazie, grazie. E intanto sto facendo bei risultati, nessuno mi caga, cazzo. Con una squadra di veramente scandali, perché... Cioè... Ok, allora. Grande Struzzo. Vai, Sidoti. Allora. Giochiamo positivi perché... Dai che sono contenti, dai che sono contenti. Grazie, Concordo Sidoti, un uomo che le ha trombate tutte. Allora, cazzo, Piacenza, vabbè, una delle due, speriamo in un pareggio. 1-1 Beffardo. 1-1 Beffardo al Garilli. 1-1 Beffardo. 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 E si gode. Yes. E adesso con Dennis andiamo a vincere la battaglia. Vincere sarebbe no fondamentale. De più. Potremmo recuperare punti su tutte e due le squadre. Dai ragazzi, crediamoci. Io ci credo. 1-1 Beffardo. 1-1 Beffardo. E gol. Allora. Valutiamo. Bernardo ritorna. Ora Favale per Sorrandeno e Bernardo per Sansovito. Favale però ancora in condizioni non meravigliose. Beh. Salviamo e andiamo. Una chance a Madrigali, Dennis, vediamo. Perché, cioè, me sinceramente non mi entusiasma molto come giocatore, cioè nel senso dei parametri. Tanto teniamo questa per questa partita, poi vediamo. Comunque il discorso è che abbiamo tanta gente in prestito che come cazzo, se il prossimo anno rimaniamo qua, cioè, non possiamo rimanere qua perché... Cioè, siamo senza uomini. Vabbè, ci pensiamo dopo, intanto cerchiamo di fare il miracolo. Ragazzi, sapete cosa dobbiamo fare? Cioè, vi prego, perché è un'occasione, è la classica occasione cumendiana. Di grazia, subito. Di grazia, subito con arroganza. Provenzano. Ed è subito gol. Regolare. De Feo. Relax. Sarebbe fondamentale. Terza vittoria di fila sarebbe veramente la seghe. Lombardo. Strecchie. Il rumeno. Provenzano. De Feo. Il Prove.
il rumeno, Zanini, De Feo, Provenzano, Di Grazia, fuori gioco, offside. Fuori gioco Beffardo. Ma stiamo giocando un buon calcio. Stiamo giocando un buon calcio, bisogna chiuderla però, non si sa mai. Speriamo Dennis, speriamo. È il tank Dennis. Il rumeno. Vabbè, abbiamo un rumeno anche nella Lucchese. Dai ragazzi. Il primo tempo sta volando via, bisogna fare il secondo però. Che sofferenza ragazzi, che sofferenza. 9 tiri a 0, siamo solo 1-0. Mi fanno paura ste partite, sembra FIFA. Sembra Fofa. Sembra Fofa con lo script. Continuiamo così, raga, continuiamo così, per piacere. Continuiamo così, per favore. Ve lo chiedo in ginocchio. Ropolo infortunato. Dai, no, fallo, rosso! Ma è rosso questo! Che cazzo! Che schifo, che vergogna! E dai, Provenzano la mette adesso. Provenzano, parata. È migliorato comunque il Prove, Siamo anche con l'uomo in più, ragazzi. Non possiamo fallire con 200 tiri a 0. Dai, ti prego, facciamo il secondo, Zanini. Mettimela in mezzo, Zanini. Gol! Ancora lui! De Feo! No, Dennis, ma che playoff. Dai, raga, dai, va bene così, va bene così. Non sbagliamole, vai. Bravi, Di Grazia. Buono, Provenzano. De Feo. Zanini. Zanini, mettimela in me. Vabbè. Bravo! No, cosa si è mangiato? No, ti levo subito. No, inaccettabile questo però, inaccettabile in 52 stati però. Inaccettabile, inaccettabile. Cosa si è mangiato? Ma non ci credo. Cosa si è mangiato? Comunque abbiamo fatto una costante 18-20 persone. Sono veramente contento, ragazzi. Vi ringrazio. Cioè, su un gioco come Football Manager poi. Stiamo giocando bene in queste ultime partite, comunque. Vai, Prove. Il Pirlo De Lucca, mamma mia. Diamo la standing Govation. Mi raccomando, Mauri. Ecco, sai cosa devi fare? Cioè, non far falli più che altro. Grazie. Sarebbe già importante. Grazie Marcus. Si avvicina la promozione in Bundesliga. Vabbè. Grazie Calcio, cercando di fare il possibile. E si va a vincere 2-0 contro il Pontedera. Non abbiamo ancora conquistato la salvezza, ma sono contento. Veramente una bella prestazione. Cioè, 3 vittorie importantissime che danno morale. La prossima è con Alessandria. Mamma mia.
E De Feo, sì. Complimenti per l'ultima partita. Mi si gode. Sono tutti in prestito. Cioè. Impegno, ok. Perfetto. E adesso ragazzi salviamo e vengo a salutarvi su Discord. Sì, magari Dennis, magari ti ringrazio per la fiducia. Ma salviamoci, va bene tutto. Cioè, basta arrivare alla salvezza. E per il prossimo anno vediamo cosa fare. Magari avremo qualche offertina, non sarebbe brutta come cosa. Ok raga, salviamo. Niente raga, un salutone a tutti, vi ringrazio per il supporto e per tutto. La squadra si è ripresa alla grande, la salvezza è possibile, però stiamo tranquilli e stiamo calmi. La strada è comunque ancora in salita. Saluto Eyman così. Eyman, arrivo su Discord per darti quel bacino che tanto aspetti. Ciao ragazzi, un saluto a Dennis e a Dino che forse è andato via, a Bubu, quelli diciamo nuovi qua su Twitch. Siete grandi, un abbraccio e niente. Viva Evan.